watching. We welcome you. Benvenuti tutti gli italiani che stanno seguendo questo culto con il nostro amico, fratello, grandissimo amico, gemello spirituale, Davide Galassi da Modena, da Micril. Ok, lascia a te, fratello. Alleluia, facciamo un grande applauso al Signore. Ejja nċabx pulmulej. Ho detto grande. Ħafna aktar. Quanti sanno che Dio è buono? Kemm minnkom tafu li l-mulej huwa Fatemi vedere le twajjeb? vostre mani. Oruni bidejkom. Dio è buono Il-mulej huwa twajjeb, e la amen? sua benignità dura in eterno. U ekku fl-etern ukoll dejjem jibqa' tajjeb. Bene, voglio invitarvi in questi giorni di conferenza. Domani sera avremo con noi anche Stefi, che accogliamola anche con un applauso. Siete stati... Nilqawa da xej Stefi hawnhekk għadha se Yes. titkellemi. Domani sentirete una testimonianza potentissima Se tisimgħu t-testimonjanza tagħha li hija qawwija di come Dio è il Dio del riscatto. ta' kif il-mulej huwa il-mulej tal-patt. Dio è il Dio del riscatto. Il-mulej huwa dak li jagħti xi ħaġa ħdatu oħra riskatt. E quindi vogliamo invitarvi a essere presenti anche domani sera, Nivitakom li tiġu hawnhekk għada fil-għaxija ħad tisimgħuha. perché sicuramente questa testimonianza sarà di impatto per le vostre Għaliex din vite. testimonjanza żgur se tkun għalikom ta' benefiċċju. Bene, allora io sono Davide Galassi, alcuni di voi mi conoscono bene, Ħafna minnkom diġà tafuni tajjeb, jiena Davide Galassi. sono marito di una sola moglie, grazie a Dio, Jiena raġel ta' mara waħda, grazzi l-mulej. una sola moglie. Waħda. Io non so come ha fatto Salomone con Jiena 900. ma nafx kif għamel Salamon b'900. Ecco perché alla fine dei tempi, alla fine della sua vita, ha perso la fede. Mhux tab xejn fl-aħħar ta' ħajtu tilef il-fidi kollha. No, uno scherzo. Facciamo un Nicciaita. grande applauso alle donne, dai, alle Ejja donne. nagħtu ċabċipa n-nisa. Viva le donne. Viva n-nisa. Alleluia. Vengo dalla città della Ferrari, del tortellino, del prosciutto di Parma, Niġi delle mill-art ta' lasagne. tortellini, tal-lasagna, tal-Ferrari. Sono veramente onorato di essere italiano, U vera nħossni onorat li nkun Taljan, li jien Taljan. ma credo che i nostri cugini maltesi Imma nemmen li l-kuġini tagħna Maltin vanno onorati ugualmente, huma wkoll onorati come gli daqsna. italiani. Facciamo un grande Taljani, applauso ai amen, maltesi. amen. Bene, voglio anche ringraziare i pastori Gordon e Ringrazzja Ariella. il-pastors Gordon u Mariella Li conosco dal 2006. li nafhom mill-2006. Hanno iniziato con un piccolissimo gruppo. Bdew bil-grupp żgħir ħafna bdejna. Oggi il pastore mi diceva che contano circa 700-800 membri U issa jgħid lill-pastor li għandna isu 600 e quindi vogliamo fare un 700. applauso al Signore di come Dio può U prendere due nirringrazzjaw persone il-mulej għal dan kollu. e usarle. Quanti sono contenti di avere due pastori così? Min minnkom kontenti li għandkom il-pastors. Tajdu xletax, struna. Allora, io quando vado in giro parlo sempre di loro. Dico, Jina io nġrilem u law dejjem nitkellem fuqhom. due personaggi così non li ho mai conosciuti. Għaxin qatt ma sirt naft nej bħalhom hekk għalilna Ragazzi, dalodu vera. Pastori che discutono sempre, Fit-tajb u l-ħażin ta' ġifieri, għalilna qatt ma rajt nej bħalkom. sembrano cane e gatto. Som għattu sukiet. Facciamo un grande applauso a questi Imma jena kelli pastori. kelku għattus kienu ħbieb. Viva la trasparenza! L-evoluzzjoni della diversità. Li amo per quello. E sapete una cosa? Tafu xi ħaġa li kien ħobbhom. Che sono trasparenti. Għax huma trasparenti, miftuħin kollox tafu kollox li ekku. Amen, ma naħbu xejn. Mostrano anche i loro difetti. U anka juru d-difetti tagħhom ukoll. Perché è così che Amen. bisogna essere. Ekk irridu nkunu trasparenti ma' xulxin. Bene, quanti Amen. sono pronti per la parola di Min Dio? intom lesti? Kemm minnkom intom lesti biex tirċivu l-kelma? Guarda la persona vicino a te e digli: sei pronto? Ħarsu lej persuna ħdejkom għajdu lest? Lesta? Il mio messaggio questa sera Il-messaġġ tiegħi il-lejla Il mio messaggio questa sera si intitola Te lo avevo detto. taf x'inhu t-titlu tal-lum? Għatlek. Te lo avevo Abżajtek. detto. Għatlek. Sapete, questa è una parola che mi infastidisce un po'. U
Dinja kelma li forsi dak li kun jiddejqu. Perché è una parola che potrebbe anche umiliare qualcuno. Għaliex hija kelma li forsi tista' tumilja dak li jkun. Perché quando qualcuno ti dice te lo avevo detto, Għax meta xi ħadd jgħidlek qatlek. vuol dire che c'è stato un fallimento, Ifisser li int fallejt f'xi ħaġa. che qualcuno ti aveva avvertito Li xi ħadd kien avżak fuq xi ħaġa e tu hai fallito. u inti fallejt. Vero o no? Veru jew le? E quando qualcuno ti dice te lo avevo U detto, meta xi ħadd jgħidlek qatlek jien, vuol dire che aveva ragione ifisser li jkollu raġun. e tu avevi torto. U inti għandek tort. Non è una parola piacevole. Mhijiex xi kelma sabiħa li nisimgħu? Sai qual è la categoria che utilizza di più in assoluto questa parola, Taf Mariella? x'inhi l-kategorija li l-aktar nutilizzaw assolutament fuq qadin? Le mogli. Smajtuha? In-nisa miż-żewġa. Le mogli. Għax aħna ngħidu qatlek. È la parola più utilizzata dalle mogli. Għax hija kelma li l-aktar li jużaw in-nisa miż-żewġa. E sapete, noi uomini ci sentiamo feriti nell'orgoglio U aħna l-irġiel nħossuna tant imweġġa minħabba l-prajt tagħna. quando tua moglie ti guarda e ti dice te lo avevo U meta l-mara tiegħek tħares detto. lejk u tgħidlek qatlek jien. Siete con me? Xi tfisser? Ditemi che non è vero, uomini. Tgħidulix li dan mhux veru. Allora noi Kif inħossuna l-irġiel. ci arrabbiamo. Għalhekk nirrabjaw. Ci arrabbiamo. Nirrabjaw ħafna. Non me lo dire più. Tgħidlix iżjed. Basta. Daqshekk. Ci sentiamo feriti nell'orgoglio. Tħossukom imweġġa bil-pride. Continui, Davide, continui. Kompli. Ġejja. A un certo punto io mi sono arrabbiato più volte con mia moglie quando lei mi dice te lo avevo detto. ċerta punt jien nirrabja Perché mi ferisce questa parola. Ismatlek, għax vera tweġġani. Perché so che ha ragione. Għax naf li kollha E raġun. poi io gli dico anche ok, avevi ragione. Mbagħad ngħidilha rajt għandek raġun. E tu vedi questo sorrisino. Mbagħad nitħaq ilha hekk u wieħed titħaq ukoll. Vero o no? Veru jew le? Questo sorrisino. Eh. Però arrivi a un punto che tua moglie non te lo dice neanche più. Ma mbagħad tasal f'punt fejn il-mara tiegħek laqas biss tgħidlek iżjed qatlek Basta che ti guarda ħarsa biżejjed. e i suoi occhi ti dicono te lo avevo detto. U għajnejha jgħidulek qatlek jien. A parte gli scherzi, Apparti ċajt, voglio questa sera portarvi una scrittura irrid inġibilkom skrittura lejla e vi prometto che non sarò lungo. u jien senwedkom li msendum ħafna. Voglio portarvi una scrittura che mi ha molto toccato in profondità. Se nġibilkom skrittura li vera missitni fil-verità. Credo che tutti conosciate, visto che siete maltesi, la U storia il-fatt li dell'Apostolo aħna Paolo. Maltin kollha kemm intom tafuha hija l-iskrittura mill-Latti fuq l-Apostlu Pawlu. Quando l'Apostolo Paolo è naufragato. U meta kif nafu aħna Pawlu ereq. Lui ha avuto tre naufragi, ma uno di questo, voi tutti sapete, dove è naufragato, no? Dove? A Malta, nella vostra nazione. Fin-nazzjon tagħna. E quindi questa sera voglio prendere questo testo. U lejla irrid naqbad dan it-test. Andrò un po' veloce nella lettura Se naġġel naqra fil-iskrittura perché c'ho anche l'interpretazione. għaliex għandi anke l-interpretazzjoni ta' dak li rrid ngħid. Atti capitolo 27 versetto 5. Atti 27 versetto 5. Versetto 5. Il-ħames vers. E attraverso il mare di Cilicia e di Panfila arrivammo a Mira di Licia. Il centurione, leggo prima io tutto Sì, va e bene. poi leggi tu, Sì, ok? va bene, va bene. Il centurione, trovata qui una nave alessandrina che faceva vela per l'Italia, ci fece salire su quella. Navigando per molti giorni lentamente giungemmo a fatica per l'impedimento del vento di fronte a Cnido. Poi veleggiammo sotto Creta a largo di Salomone e costeggiammo incagliati nei sirti. Calarono all'ancora galleggiante e si andava così alla deriva. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno con le loro proprie mani buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, bisognava darmi ascolto. Ve lo avevo detto.
e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave, poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte, dicendo: Paolo, non temere, perché bisogna che tu compaia davanti a Cesarea, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te, perciò uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Yes. Bil-Malti. Mela, vers 5. Imbagħad samna l-baħar lejn in-naħa ta' Ċiliċja u tal-Pamfilja u wasalna Mira f'Liċja. Hemm iċ-ċenturjun sab ġifen minn tal-Ixandra li kien sejjer l-Italja u tellana fuqu. Għal ħafna jiem imxejna bil-mod u bid-batija wasalna bis-Swid kniedu. Billi l-rieħ ma ħallewniex nersqu l-ġewwa, għaddejna għall-irdos ta' Kreta lejn in-naħa ta' Salmuni. Wara li mxejna magħha bid-batija, wasalna f'post msejjaħ il-Portijiet iż-Sbieħ li kien qrib il-belt ta' La Sajja. Kien għadda ħafna żmien u s-safar kien ġa sar perikolus, għax jum is-sawm kien ġa għadda. Għalhekk Pawlu wissihom u qalilhom: Ħbieb, qiegħed nara li s-safra se tkun ta' ħsara u telf kbir, mhux biss għat-tabija imma wkoll għall-ġifen, imma għall-ħajjitna wkoll. Imma ċ-ċenturjun aktar qat għal dak li qallu l-kaptan u l-ġid il-ġifen milli għal dak li qallu Pawlu. Billi l-port ma kienx tajjeb biex ngħaddu x-xitwa fih. Il-biċċa l-kbira kienu tal-fema li naqilgħu il-barra minn hemm biex forsi nkunu nistgħu naslu Feniċi, port ta' Kreta li ħares lejn il-biċ u l-majistral u ngħaddu x-xitwa hemmhekk. It-tempesta fil-baħar. U billi qamet ziffa minn naħa tan-nofsinhar, stħajlu li kienu se jilħqu l-ħsieb tagħhom. Refaw l-ankra u mxew max-xatt ta' Kreta. Imma f'daqqa waħda qam riefnu qawwi, jgħidulu Grigal, u beda jonfoħ min naħa tal-gżira. Il-ġifen inqabad u ma setax iżomm kontra r-riħ, u aħna ntlaqna l-qawwa tar-riħ u ħallejnieh ġorna. B'ġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda, bil-kemm stajna nżommu d-dajsa warajna u għalhekk tellawha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen. Dawra mejt miċ-ċimi, niżlu luħ għax beżaw li ninkalaw fuq is-sirti u hekk ħallejna il-mewġ iġorna miegħu. L-għada, it-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwadbu it-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tamir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u laqqas der kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kienx ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsarvaw. Vers 21. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: Ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta, kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Imma issa nwissikom biex tagħmlu l-qalb għax ħadd minnkom mu se jitlef ħajtu, il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li Anġlu ta' dak Alla li tiegħu jien u li lilu inqim u qalli tibżax Pawlu jekk li inti tidher quddiem Ċesari ara Alla tak il-grazzja li daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela, qawwu qalbkom ħbieb. Jien nemmen falla li jekk isir, amen, sewwa sew kif ħabbarli u jeħtieġ inżid li naħbtu ma' gżira. Alleluja. Alleluja. Le decisioni determinano la qualità della nostra vita. Id-deċiżjonijiet li aħna nagħmlu fuq il-kwalità ta' ħajjitna. Quanti sanno questo? Min jaf dan? Ogni decisione li kull deċiżjoni determinerà la qualità della vostra vita. Tiddependi l-kwalità ta' ħajjitna. Sono le decisioni che determinano che qualità di vita noi possiamo avere. Huma d-deċiżjonijiet tagħna li jiddeterminaw x'tip ta' ħajja aħna jkollna. Ecco perché dobbiamo stare attenti a ogni decisione che noi prendiamo. Għal kull deċiżjoni li aħna nieħdu. Vagliarla.
Ixini, valutarla, rridu nevalwawa, pregare rridu nitolbu fuqa, e poi agire. u mbagħad naġixxu. Spesso le nostre decisioni sono dettate da due nemici. U ħafna drabi d-deċiżjonijiet tagħna taf kif neħduhom permezz ta' żewġ enemies. Lo stress Ekke, dewwa, mill-istress neħdu d-deċiżjoni u blaġla. Lo stress L-istress e l'impazienza. u namluha blaġla, bla paċenzja. Lo stress è qualcosa che purtroppo determina spesso il nostro fallimento. Ħafna drabi sfortunatament l-istress tagħna jiddetermina l-falliment tagħna. Qui abbiamo una delle più grandi psicologhe che io ho conosciuto U aħna għandna waħda mill-psikologi. e può dire che la nostra vita Mr. è Knapp. gestita da decisioni dalla mattina quando ci svegliamo U tajt li l-ħajja tagħha tiġi determinata minn filgħodu kif inqumu alla sera quando andiamo a letto. u sa fil-għaxija meta aħna norqdu. Già quando ti svegli al mattino decidi che scarpe metterti, come vestirti, come Għax aħna andare, cosa fare, vero o no? minn filgħodu niddeċidu affarijiet sempliċi bħal żarbun ħanilbsu Tutta la xi nostra wejs vita ħanilbsu. U l-ħajja tagħna kollha È gestita da decisioni. għandha x'taqsam mad-deċiżjonijiet li nieħdu anke Ecco perché sempliċi. quando poi ci sono decisioni importanti che dobbiamo prendere, U hekk għaliex li jekk konna nieħdu deċiżjonijiet importanti a mbagħad. volte le prendiamo in maniera superficiale. Xi kultant neħduhom b'maniera superfiċjali. Perché siamo così appesantiti da tutte le decisioni che noi affrontiamo ogni giorno della nostra Għax vita inħossuna tant imtaqla bid-deċiżjonijiet kollha li aħna jkollna nieħdu fil-ħajja tagħna che spesso le decisioni sono dettate appunto dallo stress, dall'impulso. li ħafna drabi d-deċiżjonijiet tagħna jiġu determinati mill-istress u l-impuls. In questa storia che abbiamo U letto, f'din l-istorja li għadna kif qrajna, loro non è stato il diavolo a mandare la ma tempesta, kienx ix-xitan li bat it-tempesta, non è stato Dio a mandare la u lanqas tempesta. kien Alla li bat Le it-tempesta. scritture ci dicono che stavano vivendo nella stagione delle Imma tempeste. l-iskrittura turina li dawk in-nies kienu qed jgħixu fl-istaġun tat-tempesti. Quindi l'apostolo Paolo, Għalhekk l-Apostlu Pawlu, da uomo che conosceva perfettamente le stagioni, bħala raġel li kien jaf perfettament l-istaġuni, avverte questa navigazione di non navigare perché sarebbe stato un disastro, ci sarebbero state tempeste, era troppo pericoloso. għafżam li l-kru tal-baħar biex ma jmorrux għax kien vera perikolus. E loro che cosa hanno fatto? Imma x'għamlu daw? Hanno preso la decisione sbagliata, quella Ħadu di deċiżjoni navigare. żbaljata Erano marinai, għax kienu nista minn għalihom jifmu fil-baħar. pensavano di poter affrontare anche la tempesta U ħasbu li jistgħu jaffrontaw anke t-tempesta. e quindi la loro decisione si è basata sulle loro qualità, sulle loro capacità. Għalhekk id-deċiżjoni li ħadu kienet fuq il-kapaċità tagħhom infushom. Quella tempesta non l'ha mandata Satana. Dik il-tempesta ma batix ix-xitan. Loro hanno vissuto una tempesta a causa di una loro U decisione. huma għaddew minn tempesta minħabba deċiżjoni ħażina tagħhom. Spesso le tempeste nella nostra vita non vengono da Satana, Ħafna drabi t-tempesti fil-ħajja tagħna ma jiġux mix-xitan. ma vengono dalle decisioni che tu Imma hai jiġu preso. mid-deċiżjonijiet li nieħdu aħna stess. Ci sono decisioni nella nostra vita che Hemm noi prendiamo deċiżjonijiet fil-ħajja tagħna li aħna nieħdu che ci portano al centro di una tempesta. li jġibuna f'nofs it-tempesta. E voglio dirti qualche cosa. U rrid ngħidilkom xi ħaġa. Queste persone furono salvate Dawk il-persuni ġew salvati solo perché c'era un uomo di Dio con loro. għaliex kien hemm raġel talla f'nofshom. Vogliamo ringraziare Dio per tutti gli uomini di U Dio għalhekk che għandna vede nella nostra nirringrazzjaw vita. l-Alla għal dawk in-nies kollha talla li jkunu f'nofsna. Ma la loro decisione Imma d-deċiżjoni tagħhom fece sì che tutto quello che loro avevano, il carico che loro avevano, kienet tant ħażina li mbagħad panikjaw qabdu dak kollu li kellhom fuq id-dajsa bdew jitfgħu kollox fil-baħar. fosse perso. U telfu kollox. Hanno perso ogni cosa. Telfu kollox. Ogni cosa. Kull ħaġa li kellhom. Ecco perché è inutile che tante volte nella nostra vita come credenti noi andiamo a Dio a chiedergli di darci qualcosa che abbiamo perso quando sono state le nostre scelte a farcele perdere. Għalhekk aħna kultant insaqsu l-mulej ngħidulna biex jirrestawranna dak li aħna tlifna u ma nirrealizzawx li tlifna dawk l-affarijiet minħabba d-deċiżjonijiet ħażina Se tagħna. avessero ascoltato Paolo, Kieku semgħu minn Pawlu, avrebbero avuto anche il carico. kien ikollhom dak il-kollu ma kienux jitilfuh. La benedizione non sarebbe stata persa. U il-blessings kollha li kellhom fuq il-vapur ma kienux jitilfuh. A volte nella nostra vita perdiamo delle benedizioni a causa di scelte Xi sbagliate che noi kultant fil-ħajja facciamo. tagħna aħna nitilfu ċerta barkiet minħabba deċiżjoni ħażina li nagħmlu. Poi abbiamo un Dio meraviglioso Imma mbagħad għandna Alla che protegge la nostra meravigliuż vita, li huwa fil-ħajja tagħna che protegge la nostra casa, li jmissna anka
id-dar tagħna che protegge i ħajjitna nostri figli, u anke jipproteġġi t-tfal ma tagħna. tante volte a causa delle scelte poi ci sono delle situazioni negative che viviamo. Imma ħafna drabi kif rajna jkun hemm ħafna deċiżjonijiet Disastri negattivi ekonomiċi. minħabba d-deċiżjonijiet tiżina li huma diżastru ekonomiku. Famiglie che si distruggono. Familji jisseparaw, jispiċċaw, jiddistruġġu ruhom. Ci sono tante cose che avvengono a causa delle decisioni. Tant jiġru affarijiet korroħ minħabba deċiżjonijiet Ecco tiżina. perché le scritture ci insegnano a prendere decisioni per mezzo della saggezza che viene Għalhekk dall'alto. l-iskrittura tgħidilna li għandna nieħdu deċiżjonijiet permezz tal-erf tal-mulej. Quanti sanno che Dio non fallisce? Kemm minnkom tafu li Alla tagħna ma jfalli qatt? Dio non fallisce, Alla ma jfalli qatt. non ha mai fallito Qatt ma falla. e non fallirà mai. U qatt ma ħajfalli. Mai. Qatt. A qualcuno mi ha detto ma Dio ha fallito perché ha creato Satana. Imma xi ħadd qalli ma iva falla tal-mulej għax ikkrea l-xitan. Non ha fallito Dio, ha fallito Satana. Le, mhux Alla falla ma x-xitan Perché falla. Dio lo ha creato e lo ha onorato. Għax il-mulej kreah, onorah. È lui che ha perso tutto Huwa hu li tilef kollox a causa di una sua decisione. minħabba d-deċiżjoni tiegħu. Questa tempesta Dit tempesta è stata causata ġiet kawżata dal tempo che c'era in quel momento, minħabba t-temp ta' dak dalla iż-żmien. stagione che stavano Minħabba vivendo. l-istaġun ta' dak iż-żmien. Loro hanno scelto di camminare nella stagione sbagliata, Huma di navigare nella stagione li sbagliata. vjaġġaw fi staġun ħażin. Ora, quello che loro stavano facendo era giusto, Għalhekk dak li kienu qed jagħmlu kien tajjeb li bdew inneħħu kollox. perché loro avevano un carico, Għaliex huma kellhom ħafna affarijiet Dovevano consegnarlo. bastiment li rridu jaduh il-ħaddieħor jadduh. non c'era nulla di male, Ma kien hemm xejn ħażin li kellhom dawk avevano un l-affarijiet. carico, dovevano Kien consegnarlo. normali li daw kellhom jadduh il-ħaddieħor. Il loro proposito era buono, Il-skop tagħhom kien tajjeb. perché aveva a che fare con la loro vita, con la Għax loro benedizione. Kella x'taqsam mal-blessings tagħhom, mal-ħajja Ma la tagħhom. stagione nella quale Imma loro si sono l-istaġun mossi li huma ċaqalqu fih kien ħażin. era sbagliata. Amen. Amen. Tante volte le nostre scelte non sono scelte negative, Ħafna drabi mill-għażliet tagħna ma jkunux negattivi, ma ci muoviamo in tempi imma Quando Dio ci ha nagħmluhom chiesto di rimanere f'deċiżjonijiet li mhumiex tajbin meta l-mulej jgħidilna biex ma nagħmlu xejn. Dio a volte ci chiede di rimanere fermi Xi kultant il-mulej jgħidlek tagħmel e xejn. noi ci muoviamo. U aħna nagħmlu. E quando ci muoviamo U meta aħna nagħmlu xi ci troviamo nel ħaġa, mezzo di una tempesta. insibuna f'nofs tempesta. E tu ti chiedi, ma il mio proposito era buono? U inti tajt imma jiena l-iskop tiegħi kien tajjeb. Dio non ti ha detto che il proposito era sbagliato. Il-mulej ma qallekx l-iskop tiegħek ma kienx Era la tajjeb. stagione che era Imma kienet sbagliata. l-istaġun li kien ħażin. Nella nostra vita dobbiamo stare attenti alle stagioni. Fil-ħajja tagħna rridu noqogħdu attenti għall-istaġuni. Ogni passo che noi facciamo Għax kull pass li aħna nagħmlu deve essere guidato dalla saggezza, irid ikun gwidat non mill-erf dallo stress, tal-mulej, mhux mill-stress, non dalla impazienza. mhux mill-impaċenza. Quanti sono impazienti qui? Kemm aħna hawnhekk impulsivi kultant ma In tantx għandna tre, non ci paċenzja. credo. Kultant. Non ci credo. Mhix le ma nemmenix li hawn xi ħadd li hu hekk. Quante bugie che state dicendo? Kemm qed tiktbu tlieta biss sollew idejhom. Quanti sono impazienti qui? La verità. Kemm minnkom ok. m'għandkomx paċenzja. Adesso andiamo meglio. Io faccio parte della categoria degli U impazienti. jiena nagħmel parti mill-kategorija ta' dawk li huma impazjenti. Sapete che io sono impaziente. Ogni volta che io ho bisogno, voglio qualcosa, lo vorrei immediatamente. Tafu li jiena t-tip ta' persuna li jekk nixtieq xi ħaġa rrid mill-ewwel, E immedjat. mi sono reso conto che l'impazienza U mbagħad indunajt li din fa un sacco di danni. meta inti tkun impulsiv u ma tistennix jagħmel ħafna dannu. Un sacco di danni. Ħafna dannu. Io sono impaziente di natura. Jiena hekk in-natura tiegħi ma tantx naf Sono nistenna. impaziente quando guido l'auto. Per eżempju, Un meta po' come il vostro pastore. nsuq il-karozza Stamattina mi hanno detto il pastore armi Massimo, il-pastor tako. Pastore Massimo e Pastore Simona stamattina mi hanno detto prendiamo Uber anche noi. Twerru dal-ħodu. Prendiamo un taxi. Tafu min, taw jgħidu tajt naqbdu taxi minn flok li bqaw fil-van. Twerru. Kulħadd Mamma mia. l-istess kelma żatt. L'impazienza. L-impazjenza. Nella fede Parti mill-Ministeru. Ma lajsab ġustizzja.
Io sono impaziente. Sapete cosa succede quando sei impaziente? Che Tafu troverai xieġri meta tkun m'għandekx paċenzja che Dio ti metterà alla prova. li l-mulej jipprovak. Quando io esco di casa, Meta jiena noħroġ ho mid-dar fretta u għandi l-aġla. e davanti a me trovo la persona che fa i 50 Tuni naħr all'ora. ilma tassi neħe. Arrivo che il semaforo è verde, Mi skużi, Sì. Posso parlare. facciamo un applauso a Mariella, perché seguirmi non è Għaxet naġġel facile. bħalu. All right. Ok. Arrivo sotto il semaforo, vedo che è verde, accelero perché ho impazienza Mela xin nasal fil-crossroads u nara e il mio l-aħdar. semaforo scatta sempre rosso. X'namel? Minflok nieqaf meta nara l-aħmar. Nibqa' dej. Impaziente. Għax m'għandix paċenzja. Dio mi ha insegnato la pazienza Il-mulej suppost għallimni l-paċenzja attraverso le prove. permezz tal-provi li ngħaddi minnhom. Dio mi ha insegnato la saggezza Il-mulej tani l-erf attraverso le prove. permezz ta' provi li ngħaddu Dio ha minnhom. cambiato la mia vita Il-mulej biddel ħajti attraverso le prove. permezz tal-provi li kelli ngħaddi minnhom. Ogni prova che noi U affrontiamo kull prova li aħna ngħaddu minna è perché abbiamo fatto delle scelte. hija minħabba li għamilna ċerta żliet. Siete con me? Qegħdin Le miegħi. scelte determinano la nostra qualità di vita. Mela kif rajna id-deċiżjonijiet tagħna u l-għażliet tagħna Se issa tu darba vuoi una vita jiddeterminaw benedetta- il-kwalità ta' ħajja. U jekk inti trid ħajja Se tu- ta' barka, Se tu vuoi una vita benedetta, jekk inti trid ħajja ta' barka, devi fare scelte giuste. trid tagħmel għażliet tajbin. Ora, la cosa straordinaria in questo passaggio Għalhekk il-ħaġa straordinarja ta' è che dal-passaġġ nel momento che c'è stata la tempesta, huwa li fil-mument li kien hemm il-tempesta, Paolo era rilassato, Pawlu x'kien? Relaxed. non era né impaziente, Ma kienx impazjent, non ha gridato. u laqqas beda jwerżaq u jgħajjad kif nagħmlu L'unica aħna. cosa che ha U fatto, l-unika ħaġa li għamel ha guardato tutti quelli che erano sulla barca, ħares lejn dak il-grupp kollu li kien fuq il-dajsa. guardato il pilota. Ħares lejn ha il-pilota, guardato l'equipaggio ħares lejn l-ekwipaġġ. e gli ha detto: ve Oh, l'avevo detto, Jien ve lo avevo detto. għattilkom. Sapete quante volte lo Spirito Santo, quando io mi ritiro con lui, mi dice: te lo avevo detto, fa un po' Taf come kemm mia il-darba moglie. l-Ispirtu Santu għallu jiena fżajtek, jiena għatlek. Te lo avevo detto. Għatlek biex ma tagħmel xekk Tu hai fatto delle scelte, Inti għamilt tu hai preso deċiżjonijiet. delle decisioni sbagliate Inti ħadtom id-deċiżjonijiet e oggi żbaljati. stai nel mezzo di una U tempesta. issa qiegħed fin-nofs tat-tempesta. Ma sapete qual è la cosa straordinaria di Dio? Imma taf x'inhi ħaġa li straordinarja mill-mulej. Che Dio ama la tua vita, Li l-mulej jħobb il-ħajja che tiegħek. Dio ama la vita delle sue creature U l-mulej jħobb ħafna l-ħajja ta' dawk in-nies li hu krea. e che ogni sbaglio che tu farai, U kull żball li inti se tagħmel, avrai il coraggio di pentirti, jekk inti għandek il-kuraġġ li tindem, Dio lo trasformerà in benedizione. il-mulej dawru fil-ġid u fil-barkiet. Dio Amen. trasformerà il tuo errore in una benedizione. Amen. Il-mulej dawwar l-iżbalji tiegħek f'blessings, f'barkiet. Senti cosa vi sto per dire. Ħanajdilkom, għodu attenti għal dak li se ngħidilkom. Questo è potentissimo. Dan hija xi ħaġa Quanti qawwija. sanno che Abramo ha fatto un grande errore? Minkom jaf li Abraham għamel ħafna żbalija. Quello di andare con la sua serva Agar. Meta speċjalment mar ma' serva tiegħu. Dio gli aveva fatto una promessa. Il-mulej għamillu promise weda Avrai un figlio, u qallu li se jkollok iben. il figlio della promessa. Iben tal-weda. Tutti noi sappiamo che è Isacco, Kolla kemm aħna nafu li kien Iżak. ma ha avuto un altro figlio Abramo. Immu kellu tifel ieħor Il Abraham. suo nome era Ismaele. U semmih Ismael. La cosa che mi ha colpito molto Ix-xi ħaġa li vera laqtitni è che Dio l-aktar. dice ad Abramo di mandare via Ismaele. Għaliex qal ejja ikonna l-Ismael. A causa della sua decisione U minħabba sbagliata d-deċiżjoni żbaljata tiegħu ha sofferto lui, u sofra ha sofferto Ismaele miskin it-tifel e ha sofferto Agar. u sofrit it-tifel. Perché c'è stata una decisione sbagliata. Għaliex għax kien hemm deċiżjoni żbaljata. Lo ha mandato via. U x'għamel? Keċċihom lem. Lo ha dovuto mandare via. Kellu bil-forsi keċċihom Perché lem. doveva nascere Isacco. Għaliex kellu jitwilet liben tal-patt. Ma sapete Eżatt. cosa mi ha toccato ancora più in profondità? Imma tafu x'laqatni biktarek È che profondità. sappiamo tutti che da Ismaele è nato Giacobbe. U nafu Da kollha li Giacobbe minn è nato- minn E da Iżak ġi Ġakob. da Isacco è nato Giacobbe.
Ġi Ġakob. Da Giacobbe è nato Min Ġakob ġi Giuseppe. Joseph. Giuseppe ha regnato U Giuseppe taf in Egitto. U Joseph tafu kemm il-darba kemm dam jirrenja. Ha regnato in Egitto. Siete con Renja me fino a fl-Eġittu. qui? Ok. Tiftakru għal-istorja. Quando i fratelli di Giuseppe lo presero e lo buttarono nel pozzo, Tafu kemm ħut Giuseppe ridu jitfaħ fil-bir u tefaħ? chi fu a salvare Giuseppe? Min kien dak li salva Giuseppe? Gli Ismaeliti. L-Ismaeliti. L'errore che aveva fatto precedentemente Abramo, L-izbal li għamel qabel Abram, la decisione sbagliata che ha avuto precedentemente Abramo, id-deċiżjoni żbaljata li għamel qabel Abram, è stata trasformata in benedizione per ġiet Giuseppe. trasformata f'barka għal Giuseppe. Perché quando tu ti penti, Għax meta inti tindem, Dio non solo ti rialza, mhux biss jerġa' jollik, ma è così strategico immur tan strateġiku che il tuo errore lo trasformerà in li benedizione. l-iżbal tiegħek idawru f'barkiet. Amen. È così strategico Tantu strateġiku che prenderà il tuo errore e Li lo farà jaqbad- diventare un successo. l-iżbal tiegħek u jagħmlu suċċess. Wow. Cosa è successo in questa barca? Torniamo alla barca e sto per terminare, ve lo prometto. Mela, narġaw niġu lura d-dajsa, x'ġara f'dik id-dajsa u delwaqt nispiċċa. Cosa è successo? X'ġara? Che hanno ubbidito a Paolo. Minn kik kjaħasra obdew minn Pawlu. Quando Paolo gli ha detto, ve lo avevo detto, Meta Pawlu qallhom jiena tilkom. ora fate come io vi dico. Issa mbagħad wara qallhom issa għamlu dak li qed ngħidilkom jiena. Tagliate le scialuppe, Aqtaw ixbik la barca si perderà, u iva se tintilef ma la id-dajsa. vostra vita sarà salva. Imma l-ħajja tagħkom se Ma sono tibqa' andata- kollha salvata. Scusami Mariella, io non sono abituato col traduttore, ti sto facendo impazzire. Facciamo un applauso a Non è un Mariella. problema, non è un problema. Poverina. È difficile, eh? È molto Abbiamo la difficile. stessa temperatura, le velocità, non è un problema. Mamma mia, vai velocissima. Allora, gli occhiali. Fate un applauso al pastore che recupererà tutta la vista. Prendili. Għax għandna l-istess nuċċali bl-istess lenti. Araw daqsxejn, eżatt. Ho preso la traduzione Batti traduzzjoni di Atti 27, ta' Atti 27 kif rajna qabel. versetto 22, Il-vers 22. della traduzione The Message in inglese. Translation ta' message E dice così: u jajtek. Paolo guarda questi uomini Paolo ħares lej daw in-nies e gli dice: u għallhom non c'è bisogno di soffermarsi su quest'ora. Mandkomx għalfej, verżjoni differenti minn dak li qrajna, mandkomx għalfej toqodu tiffissaw fuq dak li tkellimna, Non c'è bisogno che ti soffermi sulla tempesta. mandkomx għalfej tiffukaw fuq it-tempesta, Hai preso una decisione sbagliata, veru ħattu deċiżjoni ma non żbaljata, focalizzarti sulla tempesta. imma tiffukawx fuq it-tempesta Le cose miglioreranno. għax l-affarijiet se jkunu aħjar. Posso assicurarvi Nista' nassikurakom che non ci sarà un solo annegamento tra di noi, li mhux se jkun hemm ħadd li jmut, anche se non posso dire altrettanto della nave. anke jekk ma nistax ngħid l-istess ħaġa għad-dajsa. La nave è condannata, Għaliex il-vapur daqshekk se jitkiser. ma se ubbidirai, Imma jekk intom issa tobdu, le cose miglioreranno. l-affarijiet ħajsiru Le cose aħjar. miglioreranno. L-affarijiet Le ħajkunu cose aħjar. miglioreranno. L-affarijiet se Se jimprovjaw. ubbidirai, Jekk inti verament Hai avuto tobdini, una perdita? hija vera kellek los fil-ħajja tiegħek, tlift Lasciala xi andare. ħaġa, dak li tlift ħallih warajk, perché le cose miglioreranno. għaliex l-affarijiet se jkunu aħjar. Se Dio è con te Jekk il-mulej e miegħek tu torni sui tuoi passi, u jimxi miegħek, le perdite che hai avuto dawk il-losses kollha, dak kollu li tlift, saranno trasformate in se benedizione, jduru f'barkiet. perché le cose miglioreranno. Għaliex l-affarijiet se jkunu E aħjar. voglio profetizzare U oggi rrid niprofetizzalkom che ogni illum vostro insuccesso li kull nuqqas ta' suċċess li kelkom è stato causato da delle scelte. ġi kawżat minn ċerta deċiżjonijiet li għamiltu, Ma se oggi lasci la tua vita nelle mani di imma Dio, se illum jekk inti llum ħatħalli l-ħajja tiegħek fidejn il-mulej, anche se hai avuto delle perdite, anke jekk inti tlift xi affarijiet, da oggi le cose minn miglioreranno. issa l qudiem l-affarijiet Lo voglio ħajsiru aħjar. profetizzare. Dan irrid nipprofetizza fuqhom. Miglioreranno.
Żgur. sulla vita di ogni persona che è qui. Vieni, Jiena Matthew. nipprofetizza fuq kull ħajja ta' persuna hawnhekk li l-affarijiet ħajkunu aħjar għalikom minn issa l qudiem. F'isem Ġesu Kristu. Non fissarti su quello che è stato il tuo errore. Tiffissawx f'dak li kien l-iżbal tagħkom. Torna a Cristo. Arġa' ritorna l-mulej. Fissa il tuo sguardo su di Lui. Iffissa għajnejk fuqu. Pentiti. Foka. U ndem. E Dio trasformerà il tuo lutto in danza. Dawwar il-luttu tiegħek f'danza. Il tuo dolore in gioia. Amen. U d-dolur tiegħek ferħ. La tua tristezza U d-dwejja in tiegħek allegria. f'allegrija. Dio cambierà la tua Għax situazione. il-mulej ħajbiddel is-sitwazzjoni kollha tiegħek I tuoi fallimenti u l-fallimenti kollha tiegħek. ti stanno portando più vicino a Qed conoscere iġibuk Dio, iktar viċin biex issir taf colui che il-mulej. non fallisce. Dak li ma jfalli qatt. Quando fallisci, Amen. Quando Meta fallisci, inti tfalli, riconosci che hai bisogno del Dio che non għandek fallisce. bżonn tirrikonoxxi lil mulej li qatt ma jfalli. Cambia il tuo focus, Biddel il-focus tiegħek. perché le cose stanno per migliorare. Għaliex l-affarijiet se jsiru ħafna ħjar. Stanno per migliorare Għaliex? sulla tua casa, Anka fid-dar tiegħek se jkunu aħjar. stanno per migliorare nella tua famiglia, Anka fil-familja tiegħek. stanno migliorando nel tuo lavoro, Ħajsiru aħjar anka fix-xogħol perché Dio è tiegħek. dalla tua parte. Għaliex il-mulej huwa miegħek. Quando tu ti fidi di Lui, U meta inti tafda fih, le cose miglioreranno. l-affarijiet isiru aħjar. Se da oggi deciderai di ascoltare la sua voce, Jekk millum tiddeċiedi li tisma' l-vuċi tiegħu, le cose miglioreranno. l-affarijiet għalik ħajkunu aħjar. Questo ragazzo, Dan ir-raġel io lo apprezzo così tanto. napprezzah tant. L'ho fatto salire un attimo prima U ġejt ftit qabel perché io ho visto che Dio ha migliorato di molto la sua vita. u rajt fl-ispirtu li l-mulej improvja ħafna l-ħajja tiegħu. Stava diventando sempre di più un ragazzo di successo. Dejjem qed isir persuna aktar ta' suċċess. Era un cantante straordinario. Kien kantant straordinarju u issa iżjed. Era nelle televisioni. Kien fit-television. Era apprezzato da tutti. Kien apprezzat minn kulħadd. Ma quando ha deciso Imma meta ddeċida di dare la sua vita a Gesù, li jagħti l-ħajja tiegħu il Ġesu, di lasciare il successo per Gesù, li jħalli s-suċċess tiegħu għal Ġesu, quello che io ho sentito stasera dak li jiena ħassejt illejla è che le cose per lui sono migliorate, non peggiorate. huma li l-affarijiet għalih huma ħafna ħjar milli bil-kontra. Alleluja. Erano tutti a piangere stasera. Mentre si adorava, vedevo Luana piangere, vedevo le persone dall'Italia piangere. Waqt li kienet jadura l-mulej rajt il-kulħadd jibki. Nella sua vecchia vita U fil-ħajja tiegħu antika aveva un successo come kellu uomo. suċċess bħala bniedem. Nella sua nuova vita Imma fil-ħajja ġdida tiegħu ha un successo come figlio. għandu suċċess bħala iben. Amen. Alleluja. Quando ha deciso di lasciare anche l'omosessualità, Meta u ddeċida li jħalli anka l-omosessualità, perché Dio gli chiedeva questo, għaliex il-mulej għallu biex jagħmel hekk, oggi quello che voi sentite è perché lui ha messo sull'altare illum dak li intom tisimgħu qed La sua tisimgħu huwa vita. minħabba li hu poġġa l-ħajja tiegħu fuq l-artal. è un sacrificio vivente. Sakrifiċċju vivu. Nella Ħaj. sua vecchia vita U fil-ħajja antika tiegħu, il successo, il denaro is-suċċess, il-flus, sembrava qualcosa di grande agli kien occhi jidher xi del ħaġa popolo, verament sabiħa f'għajn in-nies, ma nella sua nuova vita imma fil-ħajja ġdida è tiegħu. Dio che lo sta onorando. Il-mulej li qiegħed jonora. Non è un applauso di un uomo, Mhuwiex applaws ta' è un bniedem. applauso del Re. Huwa l-applaws ta' re. Alleluja. Grazzi Ġesu. Ti conosco da anni, Matthew, Ili nafek ħafna Matthew. ma quello che ho sentito stasera Imma dak li ħassejt illejla è qualcosa di più glorioso. hija xi ħaġa iktar glorjuża. Sentivo la gloria, Ħassejt il-glorja. la gloria, Il-glorja. perché tu sei un sacrificio vivente. Għaliex inti sagrifiċċju ħaj. Hai avuto dei fallimenti, U kellek ċerta fallimenti, ma sei sempre tornato a Dio. imma dejjem ritornajt lura E ogni l-mulej. volta che ritorni a Dio, U kull darba li inti tarġa tirritorna l-mulej, Dio utilizzerà i tuoi fallimenti per renderti un uomo di il-mulej dawar successo. fallimenti tiegħek f'suċċess. Vorrei che ci alziamo in alleluja. piedi. Numu bil-wifqa. Vorrei che chiudiamo i nostri occhi, Ridkom tal-u għajnejkom, perché la gloria di Dio riempirà questo luogo. għaliex il-glorja ta' Alla se timla dan il-post.
Ti chiedo, Pastore Gordon, per favore di spegnere le luci, vorrei che ci sia Itfu un'atmosfera d-dawl jekk joġobkom di biex adorazione. konna atmosfera ta' adorazzjoni. Yes. Ok. Sentite la presenza già ora? Tassu l-preżenza. È perché quest'uomo oggi è un uomo di successo per Dio. Għaliex dan ir-raġel huwa raġel ta' suċċess għal Alla. Solo che tocca il piano, solo che canta, Il-moment li hu jmiss il-pjan La gloria viene. il-glorja tiġi. perché ha deciso di dare la sua vita completamente al Signore. Għaliex iddeċidi li jagħti ħajtu kompletament il-mulej. Ha fatto la sua decisione più giusta. Għamel id-deċiżjoni tiegħu E l-aħjar sapete che deċiżjoni cosa li se accadrà mentre tagħmel. adoreremo? U tafu se jiġri meta aħna naduraw Che persone verranno liberate, li ħafna persuni se jiġu liberati. non da Davide Galassi, Mhux minn Davide Galassi, dal Dio di Davide Galassi, imma minn Alla ta' Davide dal Dio Galassi, di Matthew, minn Alla ta' Matthew, dal Dio di Gordon. Alla ta' Gordon. È Lui che fa tutto. U jagħmel kollox. Tenete i vostri occhi chiusi, adoriamolo. Għal u għajnejkom u naduraw il-mulej. I wanna go higher, take me deeper. I wanna go further in your presence, Lord. Yes. I wanna go higher, take me deeper. I wanna go further in your presence, Lord. I wanna go higher, take me deeper. I wanna go further in your presence, Lord. Hallelujah. I wanna go higher, take me deeper. Take us deeper. I wanna go further We wanna go in further. your presence, Yes, Lord. Lord Jesus. Shendelere, sedere, kendelere, sedere, kendelere, bondoloro. I wanna go higher, Wanna go higher. take me deeper. Take us deeper. I wanna go further We wanna go in further. your presence, Lord. Yes, Jesus. I wanna go higher, We wanna go higher. take me deeper. Take us deeper. I wanna go further We wanna go in further. your presence, Lord. Shendelere, sedere. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you. We I want more of you, Lord. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Shendere, sendere, oh condoro silere. Scendere, sele. You are holy, oh so holy. You are holy, God. You are holy. You
your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. To you only, Jesus. To you only. You are holy, oh so holy. You are holy, holy. You are holy, oh so holy God. You are holy, Jesus. You are holy God. Holy. You are oh so holy. Oh so holy. You are holy God. Santo, tu sei santo. Tu sei santo. Oh, sei santo. Tu sei santo. Gesù, Gesù, Gesù. Tu sei santo. Oh, sei santo. Oh, sei santo. Tu sei santo, Gesù. Se questa sera, mentre lo stai adorando, الليلة وقت اللي انت تدراه senti che lo Spirito Santo ti ha parlato تسمع الاسبريتو سانتو يتكلمك affinché tu possa tornare indietro, باش انت ما ترجعش تمر لورا possa fare la scelta giusta, واللي انت تكون تستا تعمل اللازلة tu possa الطيبين essere liberato dallo stress, باش بك تكون تستا تكون محلوس من الستريس من الامباتينسا dalla paura. من البزة Vieni fuori dal tuo posto e vieni qui davanti. ياك تريد تعمل دعنا يا هناك قدام تبقاش في البوست تاعك Quando amministreremo ياك تريد تنهلس متى احنا نمنستراو لك in maniera profetica, مود بروفيتيكو Dio vi libererà. المولاية هلسك Ti chiedo di uscire ora e venire davanti. نسأسيكم باش تهرجوا يوتيوب Devo salutare. نلقوا اليوتيوب ونرجع نراوكم عادة في العشية على سيرفيس ieħor في 7 في العشية عادة السبت. Yes. Vi aspettiamo domani per il prossimo service, vi aspettiamo lunedì, vi benediciamo. Sappiamo che lo Spirito Santo opererà domani alle 7 qui a River of Love e domenica mattina alle ore 10. عنا الحد وكل في الأوضة تنساوش في 10. Alleluia.